Presidente, qui della Val d'Aosta si può dire che da una certa tasso, dose di diffidenza che fino a poco fa avevano le regioni a statuto speciale, adesso si parte da un altro tasso di responsabilità. Indubbiamente la nostra specialità, la nostra come quella della Valle d'Aosta, deve essere esercitata in termini di responsabilità e questo sta cambiando anche culturalmente l'approccio verso di noi. Ovviamente siamo noi stessi che stiamo lavorando di più insieme, c'è una collaborazione molto forte, riusciamo a far massa critica su molti temi. Ovviamente dobbiamo essere anche consapevoli che la nostra specialità non è assolutamente un privilegio, ma bisogna spiegare a tutti che si tratta davvero di un'assunzione di responsabilità. A livello nazionale, a Roma, questo fronte delle regioni a statuto speciale, come si può esprimere ed esplicare? Intanto mi pare che stiamo andando nella direzione giusta, anche perché pur non applicandosi a noi la riforma costituzionale è una riforma che ci impone comunque di fare delle scelte e riadattare anche il nostro sistema. Lo stiamo facendo insieme ad alcuni tavoli di lavoro che scrivono il metodo pattizio e riscrivono le norme di attuazione e questa è l'occasione sicuramente per il confronto necessario per renderci più forti. Si può rafforzare da oggi un link tra Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia? L'incontro che ho avuto con il presidente Rolandene e con la giunta va nella giusta direzione. Ci siamo scambiati in qualche modo, come già facciamo, le buone prassi tra assessori, continueremo a vederci anche singolarmente. Molti temi ci toccano, recentemente la Valle d'Aosta ha approvato un provvedimento simile alla nostra misura attiva di sostegno al reddito e quindi lo facciamo anche scambiandoci queste buone prassi. Possiamo dire che da oggi nasce un nuovo legame, un nuovo link tra Valle d'Aosta e Friuli Venezia Giulia, anche nella prospettiva delle riforme costituzionali in atto? Sì, diciamo che si perfeziona perché c'è sempre stato un buon rapporto, abbiamo degli ottimi legami che ci permettono di lavorare insieme. Oggi con questa visita sicuramente molto gradita perché è in un momento in cui la Valle si esprime al massimo, nel senso che con il Sant'Orso noi abbiamo la possibilità di far vedere quello che è il lavoro di un anno di tutti gli artigiani e gli artisti. Però nel contempo abbiamo approfittato per parlare di temi molto seri come quelli delle riforme, come un collegamento più stretto tra le regioni a statuto speciale e quindi una possibilità di rafforzare le modalità con cui si arriva a legiferare da parte delle regioni. Questo è il nuovo nodo che si porrà nel momento in cui noi dobbiamo dimostrare che siamo capaci di fare rete e lavorare insieme. Sia quello che questa riforma prevede, il fatto dell'intesa,